A 5 minuti, Assessore. Allora, a parte le battute, è chiaro che rispondo anche per competenze che non sono mie, ma su cui ovviamente ho recuperato le informazioni che in parte, almeno spero, la consigliera chiedeva. Allora, punto 1, quindi prima domanda. Nel periodo successivo all'11 novembre 2015 il Servizio Fitosanitario Regionale ha proseguito nell'attività istituzionale di recepimento e attuazione dei dispositivi previsti dal decreto legislativo 150 del 2012, operando nei seguenti ambiti: formazione, rilascio, rinnovo dei certificati di abilitazione. È stata disciplinata l'attività di formazione e aggiornamento per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione, l'acquisto e utilizzo, alla vendita e all'attività di consulenza in materia di prodotti fitosanitari. Rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa, è stato notevolmente implementato il numero di ore di formazione necessarie per il primo conseguimento e anche per il rinnovo delle abilitazioni. Per avere un'indicazione di quanto realizzato in Regione e dall'avvio del nuovo sistema di formazione, indicativamente dall'ottobre 2015 al 30 aprile 2017, sono stati realizzati numero 155 corsi di formazione e numero 130 corsi di formazione e di aggiornamento per utilizzatori professionali, oltre a una decina di altri corsi specifici per la formazione di venditori distributori. Complessivamente nel medesimo periodo sono state rilasciate con le nuove modalità autorizzative 5.470 abilitazioni all'acquisto e utilizzo, 147 abilitazioni alla vendita e 136 abilitazioni per consulenti. Controlli funzionali sulle macchine irroratrici. Un altro aspetto fondamentale nella modalità di applicazione dei prodotti fitosanitari ha riguardato la verifica periodica della funzionalità delle macchine irroratrici e la loro corretta regolazione in funzione della cultura dell'intervento da effettuare. Tali controlli sono finalizzati a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'intervento fitosanitario, riducendone gli effetti sul piano ambientale e della salute degli operatori agricoli. Sono iniziati i controlli funzionali sulle macchine irroratrici e sono stati accreditati i primi 2 centri prova regionali. Attualmente in Regione Friuli Venezia Giulia sono accreditati numero 10 centri prova e sono stati effettuati circa 5.700 controlli funzionali su un parco macchine di circa 9.000-10.000 irroratrici, stima ipotizzata dall'Università di Udine. I dati nazionali indicano che per quanto riguarda i controlli alle macchine irroratrici, il settore agricolo regionale si è dimostrato ben più ligio della media delle altre regioni italiane. Difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari. Il Servizio Fitosanitario Regionale supporta e coordina tutte le attività connesse ad una difesa fitosanitaria sostenibile, oltre che alla difesa integrata sia obbligatoria che volontaria, nonché l'agricoltura biologica. L'attività del servizio si concretizza soprattutto nel fornire agli operatori del settore il maggior numero di informazioni di carattere tecnico, perché questi possano gestire la difesa delle colture secondo i principi della difesa integrata. Sintetizzo un po'. La difesa a basso apporto, poi troverà anche le specifiche ulteriori. La difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari si basa sulla capillare raccolta di dati e di informazioni provenienti da oltre 100 stazioni agrometeorologiche della rete regionale gestite dalla Protezione Civile e dall'ARPA OSMER, sparse in tutta la regione. Tutti questi dati vengono elaborati anche con l'ausilio di software applicativi e modelli previsionali per fornire indicazioni utili a far partire gli avvertimenti agli operatori professionali. Si precisa inoltre che le norme tecniche regionali sulla difesa e il controllo delle infestanti limitano fortemente l'impegno dei prodotti erbicidi ad azione residuale, uno dei temi centrali, soprattutto quelli con caratteristiche di persistenza più spiccate, per limitare l'inquinamento dei corpi idrici sotterranei o superficiali. Punto 2, ho saltato un altro punto ma poi lo ritroverà ancora maggiormente specificato. In riferimento a quanto previsto dal PAN, misure per la riduzione dell'uso dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari, eccetera, è stato istituito un gruppo informale, che non è direttamente di mia competenza ma era giusto che le dessi informazione, un gruppo informale tra la Direzione regionale della salute, le aziende per l'assistenza sanitaria regionale e il servizio fitosanitario regionale, che ha predisposto una comunicazione per le amministrazioni comunali e gli enti gestori del verde pubblico relativamente alle limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari imposte dai PAN
e da altri decreti specifici, come ad esempio quelli relativi all'impiego di prodotti fitosanitari contenente il glifosate di agosto 2016. Al momento la nota è anche in fase di ulteriore verifica e l'intendimento è di inoltrarne un'altra a breve, prevista in un paio di settimane, ai destinatari. L'ERSA inoltre pubblicherà nel sito istituzionale a completamento le informazioni già esistenti. Punto 3. L'ARPA è fortemente impegnata, qui ovviamente è di competenza più della collega Vito, ma ovviamente io riporto quello che l'ARPA, che ringrazio, mi ha mandato come complemento alla sua interrogazione. L'ARPA è fortemente impegnata nell'implementazione dell'analisi attraverso l'incremento dello spettro delle sostanze determinabili di composti che presentano ad oggi molte difficoltà nella determinazione, ad esempio proprio il glifosate. Tali miglioramenti comportano tra l'altro importanti investimenti in nuove strumentazioni. Ciclicamente il piano di monitoraggio dei prodotti fitosanitari viene aggiornato e rivisto sulla base dei dati di vendita aggiornati al 2015, dalla valutazione della persistenza della sostanza attiva e quindi dall'indice di priorità degli esiti delle analisi pregresse a livello nazionale e regionale. Dal 2016, in accordo con la Regione e in ottemperanza del decreto legislativo 172, è stato avviato un piano di monitoraggio su scala regionale sulle acque superficiali che prevede anche l'affinamento delle suddette analitiche. Il monitoraggio dei fitosanitari proseguirà fino al 2019, interessando ogni anno circa 50 corpi idrici superficiali che saranno analizzati mensilmente, per un totale finale di circa 200 corpi idrici, come indicato nella relazione inviata alla Regione all'inizio del 2016. Il monitoraggio delle acque superficiali, così come impostato, correlato a quello delle acque sotterranee ormai consolidato, permetterà di conoscere un quadro completo della situazione, i cui primi risultati sono già disponibili. I dati di fitosanitari 2015-2016 per le acque superficiali e sotterranee sono ora disponibili tramite canale ufficiale ad ISPRA attraverso il sistema fitosanitario Sintai. Qui le riporto anche poi ovviamente l'indirizzo mail e web per recuperare i dati. Tali dati si aggiungono a quelli relativi al monitoraggio condotto dall'Agenzia nel 2014. L'attività di monitoraggio 14-15 ha riguardato 9 corpi idrici superficiali, selezionati sulla base di una specifica analisi delle pressioni e degli impatti per la zona del Pordenonese, che sono stati analizzati mensilmente, cui si sono aggiunti 8 corpi idrici superficiali della provincia di Udine con campionamento quadrimestrale e 4 punti della zona di Trieste. Nel solo 2015 sono stati analizzati 164 punti di acque sotterranee, per un totale di oltre 300 campioni. Le sostanze cercate appartenenti alla categoria dei fitosanitari superavano la sessantina nel 2015, nel 2016 sono state oltre 75 per le sotterranee ed oltre 100 per le superficiali. Va inoltre detto che la Direzione delle Risorse Agricole, Forestali e Ittiche partecipa all'elaborazione del piano strategico insieme all'ARPA. Punto 4, che è quello che mi interessa un po' più direttamente. Negli ultimi anni si sono fatti notevoli passi in avanti in ambito locale e nazionale, in particolare si richiamano i seguenti aspetti. Il processo di valutazione e di autorizzazione dei prodotti fitosanitari da immettere in commercio risulta attualmente molto più complesso rispetto al passato e prevede un'attenta ed approfondita valutazione degli effetti acuti e cronici dei prodotti fitosanitari da immettere in commercio. Tale processo ha portato a una notevole selezione dei principi attivi oggi disponibili in agricoltura, mettendo al bando molte molecole usate in passato, appartenenti alle famiglie chimiche dei clori organici, dei fosforganici e dei diocarbammati. Torno un attimo al punto principale: quando andrà a vedere i dati vedrà che c'è un fortissimo inquinamento residuale, ovvero di molecole che non sono più presenti in commercio e che, ahimè, permangono ovviamente, nelle nostre acque. I profili fitosanitari attualmente autorizzati hanno un profilo ecotossicologico più favorevole, sono impiegati a bassi dosaggi e in formulazioni meno nocive per l'operatore e per l'ambiente, sono più selettivi ed in etichetta nella scheda di sicurezza riportano molte più informazioni in merito alla modalità di impiego più appropriata. È aumentata però anche la formazione dei diversi operatori del settore agricolo e generalmente è aumentata anche la consapevolezza degli stessi verso un impiego più sostenibile dei prodotti. Si sono migliorati i sistemi di distribuzione dei prodotti fitosanitari attraverso l'impiego di macchine irroratrici più efficienti e moderne, macchine a recupero, eccetera, che riducono l'effetto deriva, ma anche altri aspetti negativi connessi con la salute dell'operatore e del consumatore. Si sono migliorate le strategie di difesa integrata, che questo mi interessa di più,
verso un minore impatto ambientale grazie all'ampia disponibilità di dati agrometeorologici e di modelli previsionali che permettono di individuare i momenti di maggiore efficacia degli interventi fitosanitari in relazione allo sviluppo dei patogeni. Sono state riscoperte o selezionate nuove cultivar resistenti che necessitano di minori interventi. Sono state stanziate importanti risorse finanziarie nel PSR per incentivare produzioni agricole meno impattanti, come per esempio la produzione integrata volontaria e l'agricoltura biologica. Si è diffusa una maggiore sensibilità nei consumatori, si sono introdotte normative molto più stringenti per garantire la tutela dell'ambiente. Poi ce ne sono altre, ma queste le salto un attimo. Venendo allo specifico ancora più chiaro del settore primario, si ricorda che la Regione Friuli-Venezia Giulia è in proporzione quella che ha stanziato maggiori risorse sull'agricoltura biologica dell'intero Paese Italia ed ha avuto l'aumento percentuale di superfici investite a biologico come primo in Italia nell'ultimo anno. Le superfici coltivate con metodo biologico si sono infatti più che triplicate, passando da 3.730 ettari a 11.718 ettari. L'incremento maggiore è legato soprattutto alle produzioni foraggere, ma ha riguardato anche colture più impattanti dal punto di vista dell'impiego di agrofarmici, come la vite passata da 709 ettari biologici a 1.100 ettari, i frutteti da 109 ettari a 408 ettari e le ortive da 95 ettari a 182 ettari biologici. Si ricorda inoltre che il Friuli-Venezia Giulia è una delle pochissime regioni che, affrontando anche alcune contrarietà, e quando dico alcune uso un eufemismo, ha inserito il biologico come premiante nell'assegnazione di nuovi vigneti e di nuove autorizzazioni all'impianto e che sta lavorando su nuovi protocolli di viticoltura sostenibile come SQNP, Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, che abbiamo peraltro presentato al Vinitaly. Certificazione volontaria di prodotto che consente alle aziende di valorizzare e differenziare il proprio prodotto proprio per la sua sostenibilità. Per chi l'avesse visto, quelle bottiglie di vino che hanno una piccola ape sull'etichetta, quindi un protocollo di ulteriore sostenibilità ambientale. Si ricorda infine che si sta facendo un grande investimento sul marchio Acqua, che non promuove solo produzione a chilometro zero, ma soprattutto le produzioni ottenute attraverso stringenti disciplinari di produzione che prevedono un'elevata sostenibilità ambientale. In concomitanza alla promozione del marchio Acqua si è anche avviata, l'avete visto probabilmente, una campagna nelle scuole promossa per far conoscere prodotti ottenuti dall'agricoltura sostenibile e dalla loro tracciabilità. In coerenza a quanto sin qui detto, per favorire una difesa fitosanitaria sostenibile sono incentivate la difesa integrata obbligatoria, che ha come scopo principale la riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari attraverso varie azioni, ad esempio migliorando la gestione agronomica delle culture. La difesa integrata volontaria, nota come produzione integrata, che permette di ridurre ulteriormente gli impatti dei prodotti fitosanitari, definendo le limitazioni di impiego più restrittive rispetto a quanto previsto dalle indicazioni di etichetta. Con la misura 10.1.2 del PSR, gestione integrata, si è incentivata la diffusione della produzione integrata nella gestione dei seminativi, colture orticole, frutteti e vigneti, a cui hanno aderito davvero molte aziende regionali. Vi do alcuni dati: 6.230 ettari di seminativi, 3.430 ettari di vite, 280 ettari di melo, 63 ettari di orticole, 27 ettari di pero, 20 di actinidia, kiwi, 13 ettari di pesco, 2,4 ettari di olivo. Quindi, per quanto riguarda la parte sostanzialmente legata al settore primario, senza voler sembrare vanitoso, credo che questa Regione sia una di quelle che ha fatto un investimento più importante negli ultimi anni nella promozione e nel sostegno a pratiche agricole sostenibili e che migliorino anche ovviamente l'approccio col nostro ambiente. Quindi anche facendo dei percorsi formativi e di collaborazione con le filiere agricole e agroalimentari della nostra Regione. Quindi per quanto riguarda la parte del settore primario, io sono convinto che si sia fatto davvero un grande lavoro, lo dico a tutto il Consiglio, anche trovando le risorse necessarie e opportune per promuovere determinati tipi di coltivazione sostenibile. Grazie. Grazie. Sentito questo trattato su acqua e diserbanti, la parola alla consigliera Frattolin per la replica.
No, io ovviamente ringrazio l'assessore e mi scuso per averlo costretto appunto a impegnarsi in questa risposta puntuale e articolata, perché appunto i quesiti erano diversi. Ovviamente non entrerò nel merito delle risposte tecniche né delle azioni che sono state intraprese, che comunque mi riservo di valutare adeguatamente una volta appunto avuto la risposta scritta, che merita appunto una valutazione adeguata. Ci tengo solo a precisare che l'ultimo punto della mia interrogazione non era proprio focalizzato sul settore primario, ma più che altro, lo so, capita sempre a lei di dover rispondere su questa questione, ma è più ampio e la competenza è forse più estesa e trasversale alla Giunta, e quindi ripeto che era più focalizzato forse sui divieti che anche da Piano Nazionale Residui si possono attuare nelle zone sensibili per quanto riguarda il diserbo dei bordistrada, di queste cose qua. Però insomma mi auguro che anche in questo settore si valutino delle azioni concrete. E niente, ringrazio ancora l'assessore e in merito ai controlli speriamo di non dover più trovarci ad avere a che fare con queste morie di api che probabilmente insomma adesso sono sotto indagine e sono forse appunto sottoposte a questi controlli, all'utilizzo insomma di questi elementi.